Mister, siamo sinceri, non so se ti piacciono i numeri, ma che percentuale di Charnis Muzzane è questa rispetto a quella che vuole Carmine Parlato? Perché anche oggi abbiamo visto un Charnis Muzzane diverso, un Charnis Muzzane convincente, una vittoria mai in dubbio. Ma sicuramente i ragazzi hanno fatto una buona prestazione. L'importante era portare a casa i 3 punti, sono contento perché non abbiamo preso gol. E tanta roba, anche se non abbiamo fatto niente perché mercoledì c'è un'altra partita, quindi bravi ragazzi, bravi tutti, ma tra 10 minuti dobbiamo pensare all'altra di mercoledì. Si chiama mercato di riparazione forse non a caso, perché il mercato ha portato in dote Forte, che domenica scorsa segna, ha portato in dote Calì ed Esposito, che oggi segnano. Insomma, i nuovi giocatori, che tu immagino hai voluto, stanno dando le risposte che ti aspettavi. Ma tutti i nuovi e vecchi stanno facendo in modo di integrarsi come dico io. È ovvio che non abbiamo fatto niente, ricordiamocelo sempre. Siamo all'inizio e abbiamo avuto tante difficoltà e adesso i ragazzi stanno cercando di trovare l'equilibrio giusto. E ripeto, l'entusiasmo va bene, ma piedi per terra perché mercoledì c'è una partita importante. Domenica scorsa vi ho detto le energie sprechiamole per il Levico Terme, adesso è chiaro che le energie vanno concentrate sul Montecchio, avversario di mercoledì, però sii sincero, come lo sei sempre, ti saresti aspettato un finale di anno solare così? Perché se dovesse arrivare a un risultato positivo, beh, il tuo corso si chiuderebbe benissimo. Ma guarda, credo che quando ti siedi su una panchina vorresti sempre vincere, vorresti sempre cercare che la squadra facesse le cose. Abbiamo avuto delle difficoltà da quando sono arrivato, il gruppo è cambiato quasi totalmente, si sta integrando bene nuovi e vecchi. Nelle ultime 2 partite siamo riusciti a prendere la posta piena in palio. Continuiamo così, manca l'ultimo step per la fine dell'anno e cerchiamo di chiuderla nei migliori dei modi. Un'ultima domanda, almeno per me, tu parli di un gruppo, parli di tutti, è giusto, sei l'allenatore, però io ti faccio un nome di un giocatore che evidentemente è cambito col tuo arrivo ed è Valenti. Sì. Sei riuscito a toccare forse nella mente di questi giocatori le corde giuste? Ma un po' tutti devono cercare, sai, quando hai a che fare con un gruppo devi entrare nel singolo. A volte dare fiducia a un calciatore ti può essere restituita come non ti può essere restituita. Loro non devono pensare che quando un allenatore non dà fiducia a un giocatore è perché non lo vede, no, ce ne sono anche altri compagni. Poi qualche panchina ogni tanto a qualcuno fa bene, che così tira fuori quella grinta che tante volte con il tempo, con la titolarità si può perdere. Però questo gruppo sta capendo che possiamo giocare tutti e possiamo andare in panchina tutti.